Stop al razzismo, la parola d'ordine del Giorgione Calcio, settore juniores, società di Castelfranco Veneto affiliata alla Juve. Con il suo presidente Orfeo Antonello ha deciso di non soprassedere più agli insulti xenofobi. Interrompiamo la partita e rientriamo nei spogliatoi, punto. O decide l'arbitro, chi di competenza, o decidiamo noi. Non ci interessa i 3 punti, noi vogliamo tutelare i ragazzi che sono anche figli di quelli che sono in tribuna. La decisione dopo la squalifica inflitta a 2 dei suoi giocatori, ragazzini di appena 14 anni che in campo si erano ribellati agli insulti e alle offese dal pubblico adulto, cioè dai genitori della squadra avversaria, ragazzini doppiamente penalizzati, vista l'espulsione decisa dall'arbitro nei loro confronti. Ora, dice il presidente, per educare i ragazzi bisogna educare i genitori. Noi abbiamo subito un'espulsione, diciamo nell'intervallo, cioè rientrando nell'intervallo, e per di più abbiamo subito un'altra espulsione al secondo tempo dopo 10 minuti di 2 ragazzi di colore, per cui se l'arbitro naturalmente non riporta i fatti come sono avvenuti veramente, è chiaro che dovremmo intervenire noi. Altro che fair play, qui al Giorgione alle pallonate si danno vere e proprie lezioni di educazione civica. Per cui noi non ce la sentiamo di continuare a lavorare in queste condizioni col settore giovanile, specialmente, chiudo là,